per Erbini, pallone al centro, tenta di mettere fuori il pallone il Marineo, però è ancora Locascio. Locascio una finta non a bocca, però ancora Locascio, bello questo pallone di Locascio, e poi esce e si salva il Marineo. Locascio, pallone al centro, bellissimo questo pallone di Locascio. Ostica se vogliamo da affrontare, che ormai è una 3 di attenzione, vediamo, e salva sulla linea. Adesso è in avanti, pallone che per poco non ne approfittavano gli attaccanti. Sempre Licata, attenzione, e dare possibilità appunto di mettere a frutto, attenzione, all'indietro di Cheba. Locascio, buon pallone al centro, ma fa buona guardia Sendin. Fuschi, che però poi al momento di tirare, Licata, pallone in avanti a cercare Angileri, buon controllo di Angileri, e poi Angileri tenta il tiro a giro. Ferraù, pallone in avanti, bello per Erbini che si gira. Licata in avanti per Mario Erbini, buon pallone di Mario Erbini, e poi il gol, e arriva il gol di Licata. Da questa parte Barbero al centro alla ricerca di Perrone, e l'arbitro proprio adesso fischia al 45esimo, fischia proprio la fine delle ostilità per questo primo tempo. Ricordiamo risultato 1-0 dell'Unione Sportiva Mazara 46 al termine 45 minuti sul Marineo, il numero 30 Perrone, ed è entrato invece Vincenzo Russo. Ancora Licata, buon pallone ed è gol, un bello scambio. Locascio ha segnato, Davide Locascio, attenzione, ancora il pallone ed è il gol, arriva il gol per il numero 8, ha segnato Puccio. 1 fra Unione Sportiva Mazara 46 e Marineo. Adesso Pace al centro, buon pallone, Locascio al centro a cercare Erbini che ha un controllo a seguire ma non arriva poi sul pallone per battere a rete, con la sua specialità. Stavolta il pallone finisce sulla testa di Mario Erbini, entra Fuschi, poi pallone per Ribaudo dietro, ed è il numero 11 Zerillo che prova un tiro, ma insomma Cheba. Adesso Mario Erbini per Vincenzo Russo, pallone al centro per Mario Erbini, e poi tenta la battuta Angileri allo stadio Nino Baccara fra Unione Sportiva Mazara 46 e Marineo, pallone ben controllato da Cheba. Belardi tenta di tagliare da questa parte per Vincenzo Russo, pallone finisce però, e adesso arriva proprio il fischio finale qui allo stadio Nino Baccara di Mazara del Vallo. L'Unione Sportiva Mazara 46 batte 2-1, i gol ricordiamo al 40esimo del primo tempo, il gol di Rosario Licata, poi al terzo minuto del secondo tempo Locascio per il 2-0, ha accorciato le distanze il Marineo con Puccio dopo un minuto al quarto.